Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, eccoci arrivati a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Prima di parlare di libri vorrei affrontare una notizia che sulle prime me sembrava talmente stupida che ho detto, impossibile che sia vera, invece è tristemente vera. Allora, sappiate che in Inghilterra, come in tutti i paesi del mondo, tranne forse nell'UE, c'è le monete e le banconote portano il ritratto di un personaggio famoso, personaggio che ha dato qualcosa ovviamente alla storia del paese che la moneta appunto rappresenta. In Inghilterra, non sorprendentemente, su alcune banconote c'era Winston Churchill, c'è ancora Winston Churchill, cosa succede? Succede che c'è una campagna che ha avuto anche un discreto successo per far sì che appunto l'immagine di Winston Churchill venga rimossa e sostituita dall'immagine di un uccello o un animale selvatico. Sì, avete capito bene. Allora, Winston Churchill non ha bisogno di presentazione, destra liberale, grande conservatore, scostante, cinico, tabagista, battutista, spietato, altamente misogino, beone, imperialista, per alcuni anche razzista. Cosa gli è successo? Prima gli hanno tolto il sigaro dalle foto, poi hanno cominciato a vandalizzare le statue e adesso lo vogliono far sparire dalla carta moneta. Ma a questo punto, commenta giustamente Luigi Mascheroni sul giornale, gli inglesi si meriterebbero che avesse lasciato Churchill invadere l'isola dai nazisti. Insomma, la Banca d'Inghilterra sta seriamente pensando di sostituire sulle banconote delle sterline i volti dei grandi della storia. Ci va di mezzo Churchill. Ci sono, la proposta è di sostituire i volti con uccelli e animali selvatici. Voi direte, ma perché? Cioè, per quale motivo? Sono due i motivi. Il primo è tutto ideologico, c'è bisogno di celebrare la natura. La seconda è perché pare che i disegni di fauna e flora siano più difficili da contraffare rispetto a un ritratto di un volto umano. Un consulente dell'operazione è un alternativo, un ecologista alternativo che ha fondato il collettivo di Birdwatching Flock Together, per incoraggiare le persone a entrare in contatto con la natura e a migliorare la salute mentale. È originario dello Sri Lanka e quindi chissà che non ci sia sotto qualche rivincita coloniale, qualche cosa di questo tipo. Ma la cosa che lascia di stucco, oltre alla stupidità tipica della cancel culture, è che se tolgono di fatto i volti dei personaggi famosi, gli inglesi, dalle banconote, dovranno togliere anche Jane Austen, una donna, e Alan Turing, un gay. Quindi, per valorizzare l'ideologia woke si finisce poi per ottenere l'effetto esattamente contrario, perché appunto verrebbero cancellati sia Turing sia Jane Austen. Qui si apre il solito discorso sulla cancel culture, che però ha avuto degli aggiornamenti nel corso degli anni. Prima c'era il politicamente corretto, poi c'era l'idea appunto di cancellare le tracce di una civiltà, la nostra,
che con tutti i difetti che può aver avuto ha comunque garantito un'epoca di ricchezza e di progresso e anche di libertà che l'umanità prima non aveva conosciuto, a prezzo di guerre terribili, con 1000 ipocrisie, mettetela giù come volete, ma alla fine l'Occidente ha anche i suoi vantaggi, almeno per chi vuole vivere libero e vuole cercare di prosperare più che può, di crescere, di arricchirsi, di far vivere bene se stesso e i propri cari. Però questa società pare ormai, come dire, vetusta ai sostenitori dell'ideologia del politicamente corretto e vetusta, ma addirittura si arriva a degli eccessi. Ci sono due autori che si sono interrogati appunto in modo molto profondo e molto interessante su questo tema. Il primo è Alain Finkielkraut, di cui vi consiglio L'identità infelice, dove l'identità infelice è l'identità dell'Europa. Lui dice: l'Europa è un paese che ha deciso di rinunciare ad avere un'identità propria per essere un paese d'accoglienza. Però, dice, le conseguenze sono che in questo modo l'Europa ha rinunciato anche a ciò che di buono aveva prodotto: i lumi, la separazione tra Stato e Chiesa e tante altre cose, le libertà individuali e anche i diritti. Dice: in questo modo, rinunciando ad avere un'identità propria, si rischia di buttare a mare tutto quanto. Ancora più netto e più chiaro fu Roger Scruton in vari suoi libri, ma che appunto Scruton era invece un filosofo inglese di area conservatrice che portò all'attenzione di tutti gli studiosi, ma anche del grande pubblico, il termine oikofobia, che significa odio della propria patria, odio di se stessi, cioè le giovani generazioni, diceva Scruton, vengono allevate nell'odio, educate nell'odio e nel disprezzo di ciò che noi siamo, della nostra cultura, e di conseguenza sono spinti ad abbracciare culture diverse dalla nostra, che alla fine sono incompatibili con la nostra e finiscono per minarla alla base. Ma noi non abbiamo voglia di cedere le nostre libertà individuali, ci teniamo molto e ci teniamo molto anche a far parte dell'Occidente in tutti i sensi, anche quello militare, e di conseguenza facciamo tesoro delle lezioni di Finkielkraut e di Scruton. Non è così, appunto, come abbiamo visto in Inghilterra, dove c'è questa campagna completamente assurda per cancellare Winston Churchill dalle banconote. Churchill, senza il quale l'Europa forse oggi sarebbe diversa e avrebbe la bandiera del Terzo Reich al posto della bandiera azzurra con tutte le stellette. Ma questo pare non sia importante, pare che sia importante il fatto che Winston Churchill era un tabagista e aveva fatto le guerre coloniali sulle quali poi si è fondato l'impero del britannico e il Commonwealth successivamente. Noi speriamo che invece il buon Winston rimanga sulla banconota, c'è simpatico, del resto uno che si alza e prima ancora di aver capito che giorno è, si fa un whisketto e poi va a fare il bagno con lo champagne, insomma, a noi piace questo personaggio. Per ora ci salutiamo, ci lasciamo con Rebel Rebel di David Bowie e ci ritroviamo qua al termine della canzone.
I love you so. Got your mother in a world, 'cause she's not sure if you're a boy or a girl. Hey babe, your hair's alright. Hey babe, let's stay out tonight. You like me and I like it all. We like dancing and we look divine. You love bands when they play it hard. You want more and you want it fast. They put you down, they say I'm wrong. Your jacket thing, you put them on. Rebel, rebel, you on your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, how could they know? Hot tramp, I love you so. Rebel, rebel, you on your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, how could they know? Hot tramp, I love you so. You don't your dress, your face is a mess. You can't get enough, but enough ain't the test. Transmission and your live wire, you got your fuel line and a handful of blues. You wanna be there when they count up the dudes, and I love your dress. You're a juvenile success because your face is a mess. So how could they know? I said, how could they know? So what you wanna know? You driving this car to town, but where you wanna go? What can I do for you? Looks like I've been there too, 'cause you're going your dress. And your face is a mess. Ooh, your face is a mess. Ooh, so how could they know? How could they know? Buongiorno, ecco la seconda parte di Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi e questa è Radio Libertà. Nella prima parte abbiamo fatto un ritorno sulla cancel culture, prendendo spunto da una notizia surreale proveniente dall'Inghilterra. La notizia sarebbe che appunto gli inglesi vogliono, la Banca d'Inghilterra vuole cancellare Winston Churchill dalle banconote per sostituirlo con un animale, non so, una volpe oppure una pianta, una bella quercia, non lo so. Questo perché appunto Churchill era un fumatore, un misogino, un razzista, aveva preso parte alle guerre coloniali, eccetera, eccetera. Peccato che sia l'uomo che ha liberato l'Europa dal nazismo, ma sono dettagli. Vi consiglio invece di leggere questo saggio che è uscito su una rivista, la rivista è Vita Pensiero, la rivista della Università Cattolica. Sull'ultimo numero, nella sezione delle polemiche culturali, c'è un articolo scritto da un filosofo svizzero che si chiama Mark Hunyadi, di origine ungherese. I suoi genitori fuggirono nel 1956 durante la primavera di Budapest. Professore, allievo di Habermas, insomma con un curriculum di grande rilievo. Il suo pezzo è prende in esame le smart cities, cioè quelle città in cui la vita sociale o gran parte della vita sociale è totalmente digitalizzata, cioè la città
che sogna chi è per l'ideologia green, ad esempio, no? Cioè tu fai tutto in rete, non hai bisogno di recarti negli uffici, non ti devi spostare, la spesa ti arriva a casa, il frigorifero ti ordina la spesa. Insomma, in teoria la ratio di questo modo di vivere sarebbe che si libera un sacco di tempo che puoi occupare diversamente, andando a fare jogging o bevendoti una bottiglia di whisky e guardando la televisione. Ma questo modo di vivere implica anche, diciamo, che tu non hai più bisogno di alcune cose, la macchina ad esempio, no? Noi vediamo che le grandi città si accaniscono sempre di più contro chi guida la macchina di proprietà, perché nella loro idea, nell'idea che sta alla base anche delle smart cities, c'è il fatto che tu non sei più proprietario di niente, prendi tutto in affitto. Oggi devo uscire, devo andare a fare la spesa, vabbè, affitto la macchinetta elettrica del comune e vado a fare la spesa. Devo muovermi per andare a trovare un amico, se non ho voglia di prendere la macchinetta, affitto la bici del comune o di chi fornisce il servizio e vado con la mia bella pista ciclabile a trovare il mio amico. Ora, in questo modo si riducono gli spostamenti, quindi non c'è caos in città, in teoria si vive molto meglio. Questo è quello che sostengono i promotori, diciamo gli architetti, i sociologi, gli studiosi di sociologia e tutti coloro che sono a favore appunto di questa digitalizzazione integrale della vita di una persona che vive in città. Mark Hunyadi invece contesta completamente questo punto di vista. Il punto di partenza, ci dice lui, è che nelle città, specie in quelle grandi, si può vivere solo se si ha fiducia, ovvero solo se una società non è possibile senza fiducia. Tu certo sai che certe zone sono più o meno pericolose, magari le eviti, però diciamo, per vivere accanto a una miriade di sconosciuti devi avere la sensata sicurezza che non prenderai una coltellata tra le scapole mentre sei in metropolitana. Quindi il concetto di fiducia è fondamentale. E la città appunto è un ambiente dove la fiducia è particolarmente richiesta per il motivo che abbiamo detto. Ma si arriva a un paradosso con le smart city, cioè il fatto che la nostra vita diventi digitalizzata in un certo senso ci rende più anonimi e tende a, come dire, separarci dagli altri, cioè ognuno sbriga le sue questioni davanti a uno schermo, allo schermo del PC o del telefonino, le occasioni di incontro e di dibattito pubblico diventano sempre meno numerose, sempre meno importanti. Diventiamo completamente sconosciuti ai nostri vicini di casa perché non abbiamo più, come dire, perché si impoverisce la nostra relazione con il mondo in generale. E lui dice questo non è positivo, anzi è negativo e è esattamente quello che poi genera l'incertezza, che è il contrario della fiducia, perché non hai più il polso della situazione, il polso di come è fatta la città, di chi ci vive, di come si sposta chi ci vive, delle zone che sono insidiose, di quelle che sono invece perfettamente sicure. E quindi diciamo si ingenera il contrario della fiducia, cioè l'incertezza. E lui dice: questa evoluzione annunciata verso le smart city si inserisce in realtà, e qua fa un salto, l'argomentazione diciamo diventa ancora più profonda,
la Smart City si inserisce in realtà in un'evoluzione antropologica ben più ampia. Questa evoluzione va nella direzione di una sostituzione progressiva di tutte le nostre relazioni naturali con il mondo con delle relazioni con la tecnica, mediate dalla tecnica. Ciò concretamente significa che sempre più spesso e in sempre più ambiti della nostra esistenza dobbiamo passare attraverso il digitale per compiere le nostre azioni. Il digitale diventa l'intermediario obbligato per far accadere le cose. Ma questo, dice, non è necessariamente positivo, anzi rischia di diventare negativo, perché la Smart City vuole creare uno spazio che è interamente mediato dal digitale, dalla rete, e poi un giorno vedremo le applicazioni dell'intelligenza artificiale anche in questo ambito, e diciamo i sostenitori delle smart cities vedono in questo un grande vantaggio. Lo studioso di cui stiamo parlando, Mark Hunyadi, invece vede soprattutto gli svantaggi. Dice che i meccanismi di fiducia che ci legano al mondo e agli altri non sono affatto rafforzati da questo modo di vivere, anzi sono come dire, sostituiti dal discorso sicurezza e insicurezza invece che fiducia, mancanza di fiducia. E inoltre poi c'è quella questione dei costi, ovvero, e qui si va invece molto sul concreto, ovvero chi paga il prezzo di questa trasformazione. E lui dice, dal punto di vista economico, i costi di questa transizione è elevatissimo e va a colpire la classe media, in poche parole. Quindi dice, la vita automatica è in realtà un disastro dal punto di vista economico ed è un disastro per la mente umana che è abituata a relazionarsi con il mondo senza l'intermediario di uno schermo digitale. Voi direte, vabbè, grazie, ma i tempi sono cambiati. Sì, i tempi sono cambiati, ma il vostro cervello è ancora uguale come forma, dimensioni e stimoli a quello dell'uomo preistorico, e l'uomo preistorico il cellulare non ce l'aveva. Avete ascoltato Alta Tiratura.